per presentarci cosa? Luigi Gambellini, presidente Aquile dal Friuli. Buonasera a tutti. Aquila, sentito prima. Aquila, ha detto giusto, direttore, in effetti è un grifone, lo vediamo che nel simbolo dell'Alto Adige, quello storico, si tratta di un grifone, poi ci siamo ingranditi. Vabbè. No, noi ci chiamiamo Aquile, ma comunque non è per la bandiera, è proprio lo spirito che abbiamo per poter ridare al Friuli, quindi alla provincia di Pordenone e alla montagna innanzitutto, che sono le più... quelli che hanno sofferto di più in questi anni, e poi comunque in genere anche la provincia di Udine e di Gorizia, ridare un po' la dignità che avevamo fino a un po' di tempo fa. Avevamo un'ottima sanità, avevamo un'ottima industria, avevamo un'economia molto buona, purtroppo in questi anni è stata distrutta, vuoi per la crisi ma vuoi anche per una cattiva gestione. Noi come Aquile del Friuli ci proponiamo, per cambiare, o almeno per cercare di cambiare questa situazione, abbiamo predisposto un programma che io, direttore, lascio volentieri alla sua attenzione, perché in questo programma vogliamo mettere in risalto non solo le cose che non vanno e protestare, è molto facile, ma soprattutto fare delle proposte. Le abbiamo studiate per oltre 6 mesi e le abbiamo fatte insieme alla gente, insieme alle aziende, perché riteniamo che non è la nostra idea quella fondamentale, ma è capire gli interessi e le necessità del nostro popolo, per poi cercare di dare una soluzione, ove possibile ovviamente. Quindi in questo programma, che trovate tra l'altro pubblico anche sul nostro sito web, e lo presenteremo, dove nelle prossime settimane andremo a creare delle manifestazioni, quindi dei momenti di interesse, lo presenteremo e saremo a vostra disposizione per spiegare qual è la nostra idea, quali sono le soluzioni che proponiamo e che vorremmo attuare, qualora a voi naturalmente ci deste la possibilità di essere rappresentati in Consiglio regionale alle prossime elezioni. Questo sì. Luigi Gambellini, presidente di Aquila dal Friuli, che vuol dire poi Aquila del Friuli. Aquila del Friuli, infatti il nostro nome è scritto sia in friulano che in italiano, perché riconosciamo che in Friuli non ci sono solo quelli che parlano friulano, ma anche gli sloveni, i tedeschi e gli italiani soprattutto, naturalmente. Staremo a vedere, anche perché con queste, diciamo, leggi elettorali e quant'altro è una situazione un po' particolare. Grazie, ci vediamo la prossima settimana.